Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City con Massimo Privitera e Marco Testoni. Stavolta ci ha azzeccato, guarda. Vedi. Allora, dunque, oggi parliamo di un film e di una serie televisiva. Yes. Un film che peraltro è un po' vecchiotto, uscito nel 2018, e ne vado a parlare subito, Massimo. Si parla di I Moschettieri del Re, cioè il famoso film con i vari Favino, Mastandrea, Papaleo, Rubini, la Margherita Bui, Alessandro Haber e chi più ne ha ne metta, insomma, che all'epoca si disse, insomma, una specie di mezzo flop. Io però all'epoca non l'ho visto quel film e me lo sono andato a rivedere adesso perché l'estate è il momento migliore per andare a riprendere i film che uno non l'ha visto, e io devo dire, tutta questa nefandezza sinceramente non l'ho vista. Per quale motivo? Semplicemente perché mi sembra un film, voglio dire, non vuole essere Antonioni, Bergman o chissà che altro, insomma, vuole essere semplicemente un film in costume di svago e lì finisce, insomma. Quindi da questo punto di vista io non ho trovato grandi problemi. Giovanni Veronesi prende ispirazione da quel famoso film degli anni '80 che era La storia fantastica, con la Robin Wright, futura moglie di Sean Penn, e tanti altri attori, dove c'era Peter Falk, che è il grande Colombo, ve lo ricordate? Tenente Colombo. Tenente Colombo, che leggeva un libro, tipo La storia infinita, al figlio, che si chiamava La storia fantastica, al nipote, scusate, e leggendo al nipote questa lettura e questa storia prendeva forma, e quindi noi entravamo nella storia. Un po' come succede in I Moschettieri del Re e in Tutti per uno per tutti. Però devo dire che per me la nefandezza ci sta tutta, sia nell'uno che nell'altro. No, io invece non la penso così, non sono così estremo, ripeto, secondo me è un film tra virgolette normale, che vale la pena, se uno ha un paio d'ore di tempo, insomma, di vedere anche degli attori, che comunque stiamo parlando di attori tutti di livello, quindi però ovviamente, siccome qui stiamo su Soundtrack City, soffermiamoci sulle musiche, perché le musiche sono scritte da Luca Medici. Luca Medici, molti di voi sanno che in realtà è il nome reale di Checco Zalone. Quindi Checco Zalone ha scritto, sapete benissimo che Checco Zalone non è solo un grande comico, eccetera, eccetera, ma secondo me è un valentissimo musicista. Io ho avuto modo di vederlo, insomma, anche un buonissimo pianista. È stato ospite anche di Bollani nella sua programma su Rai 3, quindi stiamo parlando di un musicista che proviene da studi al conservatorio, quindi non è proprio l'ultimo arrivato. Ecco, questa colonna sonora però, ecco, nella realizzazione mi ha lasciato un po' così, perché magari a livello di scrittura va anche bene, ma a livello di realizzazione proprio mi ha lasciato un attimo così, perché uno, vedo che qua e là ci sono proprio problemi di intonazione, al punto che io pensavo che fosse voluta, no? Anche perché questi quattro moschettieri sono un po' scarcagnati, vecchi, quindi forse ho pensato, gliela do così, gliela offro come soluzione, che volesse essere, come posso dire, una rappresentazione musicale della scarcagnatezza. Però non credo, perché in quel caso allora la forzi di più, la rendi ancora più macchiettistica. Quindi, morale della favola, ripeto, non è una questione di scrittura, che ci potrebbe anche stare, ma proprio una questione di realizzazione finale che mi è sembrata un po' arraffazzonata. Anche secondo te, Massimo? Sì, ma concordo pienamente, e idem nel secondo film, dove ovviamente sia nel primo che nel secondo, nei titoli di testa, non compare come musica di Luca Medici e compagnia cantante o sonante, perché tanto ci sono anche altri insieme a lui, ma nel secondo film, io proprio che l'ho provato a vedere, si chiama Gratis Dinner, quindi anche okay. Quindi segno che l'hanno pagato con una cena. Una cena gratis e chi è buona lì. Però sì, no, devo dire che è scadente. Cioè, se io mi ricordo a film sulla medesima falsariga, che è molto macchiettino, cioè pensiamo all'Armata Brancaleone con Carlo Rustichelli. Cioè, se Carlo Rustichelli avesse fatto una cosa che ha fatto Luca Medici ora per l'Armata mitica con Vittorio Gasma, Capitanata, sarebbe stata una porcheria in mano, invece è entrato nell'immaginario collettivo.
obiettivo quella musica lì, perché comunque nobilitavi una cosa già di per sé nobile, sfarsesca, dialettale, perché anche qui si parla in dialetto, ogni Sì. dialetto, quindi anche quella è una cosa incongruente, ma ci sta e non vi sveliamo il perché, però musicalmente è veramente... Va bene. Allora, detto questo, passiamo invece al nostro siparietto, il nostro intervallo dedicato a Soundtrack City Plus. Bravo! Allora, questa volta il personaggio che vi presentiamo è Bigazzi, oddio, c'ha un nome doppio, ricordamelo te. Paolo Bigazzi Alderigi. Eccolo, Paolo Bigazzi Alberigi. Allora, Alderigi. Tu ce l'hai Alberigi. Alberigi, sono gli alberi a te, non lo so. Sei un romanticone, sei un ambientalista. Allora, dunque, parlaci un po', facci una leggerissima bio di Paolo. Allora, Paolo Bigazzi Alderigi ci racconta, è un editore musicale, un compositore, ci racconta in queste due parti quello che è la musica per la realtà aumentata, la realtà virtuale, il cyberpunk, caspita, poi entriamo anche in tutto quello che è la musica elettronica di ieri e di oggi, che quindi la sua evoluzione. Poi lui è anche un docente del SAE Institute, dove proprio insegna il licensing, il music publishing e comunque tutto quello che concerne il sound design, la musica elettronica. Diciamo che è proprio un excursus che noi trattiamo anche per la prima volta in maniera così dettagliata su un universo che magari non è che proprio appartiene a quello che di solito parliamo noi come, diciamo, elemento primario, ma in realtà ne fa parte, come, anzi parliamo anche del multiverso, tra l'altro. Quindi proprio tutte le tematiche della nuova musica applicata a altre tipologie di immagini. Anche perché non dimentichiamo che Paolo poi gestisce anche il catalogo di varie etichette di production music, di sync music, quindi insomma è un personaggio molto 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 interessante da ascoltare. E adesso noi ne sentiamo una brevissima sequenza della intervista. La combinata però, la combinazione tra la realtà virtuale e la realtà aumentata, quindi quella che ormai già da tempo si chiama XR, ovvero Mixed Media, fino a 2 anni fa parlarne in un'intervista del genere si sarebbe trattato di citare magari qualche esperimento prototipale. Oggi li posso citare, esci, vai in giro e guardi la pubblicità dei Ray-Ban con telecamere inserite. Sì. Quindi c'è qualcosa di effettivamente molto più vicino come dispositivi indossabili che possano funzionare anche in alternativa, in combinazione, ma anche in alternativa con gli smartphone, e consentono anche di slinkare diciamo determinati comportamenti di accesso a contenuto che non siano più legati proprio allo scroll down o al tapping da touchscreen, anche perché la realtà aumentata in particolare, funzionando come media che ha bisogno del puntamento dello smartphone e quindi del mantenimento del puntamento dello smartphone della telecamera verso l'oggetto, più o meno bello fino a 10 secondi, da 15 secondi in poi cancrena al braccio, quindi non è proprio infatti un modello, non è pratico. Esatto, quindi questa cosa di indossare dei dispositivi effettivamente, insomma, sta un po' spostando l'asse. Transmediali perché effettivamente rispondono a un'attitudine di maggiore respiro in termini proprio di accesso, condivisione, partecipazione, eventuale riscrittura anche, che se inseriti uno strano universo cloud che magari include anche alcuni aspetti dei social network, oggi ha un nuovo conio e si chiama metaverso. Benissimo, allora vi abbiamo fatto sentire Paolo Bigazzi Alderigi. Oh, vedi, tutto il nome in fila azzeccato. E adesso Massimo invece ci parli della tua serie, no? Netflix, vabbè, una delle serie più amate, più criticate, più odiate, più appassionate. Cioè, parliamo di Stranger Things. È arrivata la 4ª stagione, molto criticata. Io invece l'ho trovata eccezionalmente in linea con quello che era l'idea primaria di questa serie, svolta, ambientata negli anni '80, quindi tutti i cliché, tutti gli aspetti nostalgici, tutte le rimembranze di un'epoca d'oro, un'epoca mirabile
del cinema, della musica per il cinema. Ma soprattutto una canzone, dai, diciamo quella canzone lì che ricorre in continuazione. Vabbè, ma in realtà ce ne sono migliaia, cioè c'è un effluvio di canzoni, c'è The Neverending Story, dalla storia infinita, ovviamente. Va bene, però una Kate Bush che è diventata stravirale, insomma. Ma anche perché questa sequenza qui, per chi ha visto la serie, è veramente un momento di climax assoluto e ci sta. Poi effettivamente è l'elemento che poi dà tutto quello che è la diramazione della trama e la spiegazione finalmente di perché noi abbiamo subito 4 stagioni, nel vero senso della parola, e perché c'è questo sottosopra e come è diventato così. Comunque, io mi sono divertito. La 4ª stagione spero sia l'ultima, perché poi si rischia di fare come con Lost, come altre serie, cioè di sbragare totalmente, perdere il senso e fare una vaccata finale enorme. Quindi mi raccomando, produttori di Stranger Things, non ne andiamo oltre, finiamola qui, perché se la finite qui la finite in maniera perfetta. E per quanto riguarda i compositori della musica originale di questa serie, Kyle Dixon e Michael Stein, ovvero i Survivor, anche lì citazione degli anni 80, mitica canzone Eye of the Tiger di Rocky 3, e la musica ovviamente è quella lì, a me ci siamo affezionati, sigla di testa è diventata iconica, musica elettronica alla Vangelis, alla Tangerine Dream, alla John Carpenter, anche alla Fabio Frizzi, ricordiamo, Goblin, c'è di tutto, di più, ma ovviamente con quello stile molto anni 80, e qui è anche assolutamente perfetta come l'è stata nelle stagioni precedenti. Molto gore, molto splatter, molto Nightmare on Elm Street. Benissimo, allora con questa ultima indicazione di Massimo io direi che per oggi è tutto, noi vi salutiamo, guardatevi le serie, andate al cinema, sono aperte anche le arene, quindi potete vedere film vecchi, nuovi, quello che vi pare. Insomma, divertitevi. Arrivederci. Buona visione.